ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con nuovi dettagli su Matteo Messina Denaro. Nel penitenziario di massima sicurezza dell'Aquila il boss ha già fatto ieri la sua prima ora d'aria. Si è organizzato la cella ed è molto attivo, si mostra sempre sorridente con il personale che incrocia in carcere. Secondo quanto trapela da indiscrezioni, il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come di solito si comportano i detenuti al 41 bis. Gioielli, collane, bracciali, ampie pietre preziose di dimensioni consistenti è quanto sarebbe stato trovato all'interno del bunker scoperto ieri nel secondo covo. Dovrà essere ora una perizia ad accertare l'autenticità e il valore dei gioielli e delle pietre trovate. Al momento non sarebbe invece stato ritrovato ancora nulla di scritto. Intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, l'alias utilizzato dal boss durante la sua latitanza. In merito al processo sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il boss ha rinunciato oggi ad essere presente in videoconferenza al processo in cui è imputato come mandante. L'udienza è stata rinviata al 9 marzo, lo ha deciso la presidente della Corte d'Assise Giannazzo. Con le dimissioni di Pippo Gianni dalla carica di sindaco di Priolo Gargallo sono venute meno le esigenze cautelari a carico dell'indagato, così il giudice delle indagini preliminari di Siracusa ha rimesso in libertà l'ex primo cittadino del siracusano. Gianni era agli arresti domiciliari dal 3 ottobre scorso in quanto arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura con l'accusa di concussione. Avrebbe infatti esercitato pressioni per assunzioni o affidamento di lavori nella zona industriale di Priolo. Weekend di maltempo previsto in Sicilia. Domani si aspettano pericolose raffiche di vento che potrebbero sfiorare addirittura i 150 km/h. Secondo quanto comunicano gli esperti meteorologi, il ciclone arriverà dai Balcani che a contatto con le acque del Mar Mediterraneo ancora miti causerà fasi di maltempo estremo. L'aria gelida in arrivo porterà anche a un drastico abbassamento delle temperature su tutta l'isola. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle 16. A più tardi.